Umpa! Vieni, c'è televisione, corri, vieni. Davvero? Vieni. Raga, se stai emozionato. No, Umpa, vieni. Questa è la prima intervista a Umpa. Ecco qua, saluta. Ciao Umpa. Buonasera. Come va il lavoro da Willy? Tutto cioccolato. Sì, Come va il lavoro da Willy, Umpa? Paga bene Willy? pago bene io dico. Ah sì, come no? Paga- Zio Pierino o Ziperoni? Dassi Periuni. È una sua... Andiamo di là, Una bella fusione. Amici telespettatori telespettatori di Troppo Content, siamo oggi qui dall'unico e solo Raga, se la carne fosse cioccolato, io sarei Willy Wonka. Oh, io se l'ompa. Tutta ciocco. Lotta. Da sì. Dassi Periuni. Qua che abbiamo il Galac, il Kinder Bueno. Facciamo vedere. Raga, se siete di Napoli e la cioccolata buona volete mangiare tutti da sì. Dassi Peruni. Sì. Dassi Peruni. Sì. Dassi Peruni. Oh, da chi? Dassi Peruni. Peroni. Ciao belli. Che dici, il cioccolato? il cioccolato c'è, confermo. È Dubai Chocolate. La buciotta. 80. Raddoppiato. Esci tu, per forza. Escurimo io il Paris Saint Germain. Metti vicino allo stacchiotto così ti fa compagnia. Ragazzi, siamo oggi qui a Marcellina, da Napoli siamo venuti appositamente per intervistare il nuovo Willy Wonka. La fabbrica del cioccolato. La fabbrica del cioccolato, abbiamo già visto l'Umpa Lumpa, Sì. subito al lavoro. E io oggi mi riposo, però lavorano loro perché giustamente ogni tanto tocca ricaricare. Il re della fabbrica deve ricaricare. Eh sì, perché poi domani devono ricaricare la cioccolata dato che me l'hanno finito. Finita. Ah, voglio dire una cosa sempre, forza Napoli. C'ho mia madre che è napoletana, quindi io sono metà romano, metà napoletano. Top. Addirittura, ragazzi, che origini. Mia madre pensate che è la sorella di Tony Tammaro. No, che dici? Noi siamo andati al live, Al live. di Tony Tam. La sorella di Tony Tammaro. Quindi è tuo zio. È mio zio proprio Tuo carnale, zio. carnale proprio. Pazzesco. Oh, assurdo. Perché c'ho quella Cadenza. Quella un po' più. barba spettacolare. Quella scintilla in più, capito? Pazzesco. È data da tuo zio, Tony. Certo. Vabbè, ma pure da tutta la storia mia. Cioè, E raccontaci un po'. vabbè, se voi calcolate, il locale parte nel 1962. C'era mia nonna e mio nonno che avevano, diciamo, era sto piccolo quadrato. Siete sempre stati qua a Marcellina. E solo che mio nonno vendeva le bombole, faceva i panini per gli operai che passavano qua per strada, quindi Una cosa più sono semplice. partiti proprio dalle fondamenta. Con gli anni che sono passati, nell'81 mio nonno decide di aprirsi questa piccola trattoria dove si faceva pasta fatta in casa, tutte cose proprio da tradizione. Poi nel 96 è subentrato mio padre e mio zio e diciamo che il locale ci ha avuto un bel apice, perché comunque erano gli anni d'oro per tutti. Certo, certo. Poi nel 2012 purtroppo è andata a mancare mia nonna e si è, diciamo, sgretolata un po' la famiglia perché mia nonna era Il perno. il perno centrale. Io comunque nel 2012 sono diventato papà e ho fatto Quindi una scelta- presto. Se posso chiedere quanti anni hai? 18 anni. A 18 anni sei 18 diventato anni. padre. Se voi calcolate, se tu pensi che io lascio perdere il locale qua perché mio padre e mio zio non mi facevano fare quello che volevo, cioè quello che sto a fare adesso, lascio perdere mio padre e mio zio e faccio una scelta tra virgolette difficile a me, andare a lavorare a far camminare da un'altra parte a Roma. Quindi tradire un po' la famiglia, diciamo. Considera che io senza patente, senza niente, partivo da qua col motorino, andavo a far camminare tutti i giorni alla fraschetta del pesce. E quanto ti ha fatto crescere questa esperienza? Tanto perché per 5 volte mi hanno sospeso la patente perché guidavo senza patente. Mamma mia. Quindi però, ti spiego, non tutti, perché andando contro mio padre diceva che non dovevo diventare papà perché ero giovane, quindi mio padre la sera mi veniva a riprendere, quindi l'unica soluzione era prendersi D-Max o Burgman, quelli che capitavano, Certo. e andare a lavorare. Erano le prime volte che fosse rompermi per mano perché non è che sto vicino Roma, sto a 32 km, quindi sì, direi però che è un bel viaggetto. l'estate ok, ma l'inverno con la pioggia, il vento, ritorna alle 2 di notte dopo che hai fatto il servizio cameriere. È tosto. Quindi per te è stata una boccata d'aria rivenire qui dove è nato tutto. Guarda, di carità, secondo me il destino era che prima o poi comunque qua ci dovevo ritornare. Secondo me Era scritto. era scritto. E il primo approccio è stato difficile oppure è stato naturale, Guarda, dato ti che ripeto, di famiglia? è arrivato il Covid e quindi automaticamente da invece
un lavoro, cioè il lavoro del sogno della mia vita, cioè prendo quasi 3.500 euro al mese, non vi dico come, però li prendevo, e trovasse che, guarda, oggi c'è il Covid, domani non si lavora, non prendi un euro, È tosto. È o tosto. comunque già delle aggravanti, perché mi pare poi con gli anni che sono passati, piano piano stavo andando a chiudere il locale, quindi è andata a chiudere poi col Covid, tra virgolette. Quindi ti ha costretto a cambiare. Certo, poi è arrivata una botta, bella botta da Equitalia, che o pagavo quelle cose da Equitalia oppure il locale faceva una finaccia. E ce l'hai fatta nonostante tutto. Ti dico, io sono partito da zero, qua non c'era né luce, né gas, né acqua, né il pavimento, né soffi. Pensa al locale chiuso per 3 anni di Covid, pensa no. come ho dovuto ritrovare. E quanto è stata una soddisfazione per te vedere che mo i video stanno andando Guarda, ovunque? ti posso ripetere, non è una questione dei video, perché il video lo possono fare tutti. È quello che lascia le persone, secondo me l'obiettivo mio. Tu che vuoi lasciare? Cioè, già che Qual è un il tuo romano, obiettivo? già che un romano riesce a far portare, se ti dico numeri, più di 40-50 mila napoletani a Roma qua solo per venire a mangiare, è un traguardo, penso, con tutto l'odio che c'è stato nel corso degli anni, no? Certo. Cioè, non si è mai sentito Due che, città che che comunque... un napoletano va a mangiare a Roma, sì, ok, magari al centro, ma Ma fuori poi no. vengono anche la notte. Io questo. Sempre a notte. Qual è il tuo cliente, il tuo tipo di cliente preferito? Tutti. Noi siamo un locale del popolo, cioè Wow. io sono un locale che i bambini sotto i 5 anni non li fa mangiare, non li fa pagare. Non li fa mangiare. Scusate. Non li fa pagare. E la cosa bella è che superiori ai 10 anni pagano 5 euro per il pomodoro e cotolette. Quindi io già Ottimo. parto da ranch delle famiglie, poi Certo. con Così sta cosa vengono di TikTok, che pensate? Io ho detto ho aperto TikTok così perché mi sono lasciato, è esploso. Cioè, poi vi dico una cosa, il 2025 è stato uno degli anni più brutti della vita mia. Ero partita da grande, dopo 2 anni di ristorazione ho fatto un incidente e sono rimasto sulla sedia a rotelle. Mamma mia, che dici? Magari chi mi conosce da un po' di tempo, da prima di TikTok, marzo rimango sulla sedia a rotelle e quindi rimango con Ma sto che cellulare in dici? mano. Sì, ciao. Sei stato in sedia a rotelle Quanto per quanto? tempo? Fino a giugno. Wow. Se vai a vedere i video di giugno e di maggio stavo Stai sulla sedia a seduto? Ma che rotelle. dici? Giuro, parola mia. Pazzesco. E lì scopro TikTok. Cioè io ho scoperto TikTok, ho capito. Dalla noia, diciamo. No, io ho scoperto cioè se ti dico, è come per me TikTok per me è come GTA. Adesso quando c'è GTA c'è trucchetti, è tutto semplice. Stessa cosa per me TikTok. Tanta gente c'è, me lo dici, io non ti dico il segreto di TikTok. Wow. Quindi tu c'hai i trucchi? C'è trucchi. Se tu mi dici adesso, oh, qua, facciamo un video da milione su TikTok e mi dai 100 euro, chiaramente non è grave. Io te lo faccio, senza problemi. E sono parte di questa strategia, sono i tuoi personaggi. Guarda, Lumpa Lumpa, Charles guarda, Puyol. guarda, ti dico il segreto da come è nata la fabbrica del cioccolato. Vai, come ti è venuta? Che poi da Five Guys, se mi passi il cellulare, ti voglio far vedere una cosa. Ti hanno Tu sei stato copiato, precursore. Sei stato plagiato. Da cosa? Da Five Guys. Five Guys. Già te l'hanno Catena detto? americana. No, non l'ho visto. Ma ti faccio Ma ti vedere. facciamo vedere. Metteremo Ieri l'immagine. stavo a Milano per altri lavori. The Willy Wonka of Burger Craft. No. Ma ti mando pure questa E subito foto. ti abbiamo pensato. Abbiamo detto, ecco qua. Mo la The facciamo Willy vedere a Wonka of Pierino. Burger Craft. Da Five Guys. Cioè, capì a che internazionale. sei arrivato. Davvero? Per Cioè, una catena americana di che hamburger. Frate, stavo a Milano, Milano. Centrale. Milano Centrale. Ieri. Li posso pure dissare comunque, sti stronzi. Video contro Five Guys. A pre. Five Guys è una catena grande. Ma sono Ed è- nati dopo di me comunque. Vabbè, vedi questa cosa. Quando Stavo così un vedi. pa'. Vieni. Tempo Insomma, vabbè, passavo. Però si presta a fare. Mi sono le- lasciato, quindi, tra virgolette, sono passato una vita normale. Uscivo quindi la sera. Stando sulla sedia a rotelle, quindi bevevo. Che fai? E un venerdì sera lui sta sempre con me qua un po'. È mio fratello. È anche un tuo amico, oltre che collaboratore. È il numero uno. Saluta, lui è l'Umpa Lumpa. Buonasera, buonasera La a fabbrica del tutti. cioccolato nasce così. Allora, una sera mi ubriaco, talmente tanto. Quello mi ricordo. E lui mi sveglia di sabato a pranzo, che eravamo da là a fare le pulizie, casse di pulizie, a mezzogiorno. Io c'avevo qui, su questo posto qua, su questo angolo. Su questo angolo c'avevo un lettino dove io la sera dormivo perché stando con una microfrattura inguinale al bacino non mi potevo tirare su. Ma mo sei guarito Lui mi completamente. dava una mattina la mano, cioè, penso. Veniva là, mi dava da mangiare. E vabbè, ero uscito stasera.
Me sdraio e mi sveglia lui a mezzogiorno e un quarto. Ok. Con 6 prenotati. Mi fa, capo, dobbiamo fare video perché noi la mattina prima facciamo il video. Questa è Rubia Callega, questa è Sashi. Una Claro. spiegazione normale. E io non sapevo che cazzo fa, sincero, Certo. perché avevo veramente tanto bevuto che non mi è venuta l'idea. Stavo su TikTok e ho detto, visto la fabbrica del cioccolato. Mi sono guardato la vetrina, visto lui, ho detto, Collegato. ho collegato un attimo così, sarà stato l'arco là. Raga, noi siamo la fabbrica del cioccolato, io sono Willy Wonka e lui un po' là è partito tutto. E tu ti senti l'umpa lumpa? Sì, se tutti forse ne senti lumpa lumpa lumpa. Bomba. Assurdo. E, allora, guarda, aspetta. Ha vinto il golden ticket. Ti ripeto poi il discorso. Poi mi sono ritrovato, diciamo, col boom estivo che è successo a Baghdad. Perché veramente. Ma tu ti aspettavi tutti questi No, clienti? no. Cioè, a quanti clienti arrivi Ma Sei a riuscito fare? capito, a A gestire. gestirli? Ma non solo su TikTok, solo su Instagram. Ma cioè, te parlo che con lui. Te parlo che noi eravamo partiti a fare. Ah, volete sapere come è partito il discorso della notte? Dovevamo andare al Nice, una discoteca che sta a Roma. No, non conoscevo. E lascio la diretta così. Lui era l'una e io stavo a fare il video. E Dovete lascio la andare diretta. insieme? Sì, no, lui rimane. Sì, ragazzi mi fanno sulla live, mi fanno guarda, Pizzico Felice fai un po' da rosticini, ma poi dico vabbè ma che cazzo è stato? I classici commenti da profili fake, no? Certo. Vabbè dico boh, cazzo vanno questi. Dico vabbè sì venite, vado al Nice alle 2 di notte e mi chiamano questi, mi fanno guarda siamo in 10, siamo qua fuori. Io ho avuto due scelte, o torno indietro o andare a ballare. Io ho scelto di tornare indietro. Il lavoro. Hai ballato nella vita. Non Sono hai tornato ballato per. indietro. E da lì ho fatto il primo video che mi ha fatto 400.000 su TikTok e da lì Hai continuato le a sere la se- gente non abbiamo mai fatto zero di notte. Mm. Mai. Che poi ti hanno dato anche dei problemi l'aprire da mezzanotte Ah, fino alle 5. Pensate che lui parla poco l'italiano e quindi Tu di dove vi sei? racconto sto sketch Bangladesh. bellissimo. Stavo qua fuori, c'erano pure dei ragazzi di Napoli, c'avevo 45 persone e Alla faccia. di notte alle 7 del mattino, quindi pensa estate, bordello, dove stavo a fare gara. A un certo punto mi fa capo, guardi, dico che cazzo sta succedendo? A un certo punto iniziamo a vedere 7-8 pattuglie carabinieri e dei vigili che stavano a bocca qua. Dico, ma che cazzo gli dico? Madonna. Al di là del successo, quello che sia, il successo è basato poi da una cosa, diciamo, tra virgolette adesso che riesco a reggere le spese, che aiuto mia madre che sta a fare la chemioterapia, mio padre che comunque è disoccupato, ho ripristinato l'attività di famiglia chiusa Queste sono e soddisfazioni. sento, tra virgolette, se vedi mo, laggiù c'è un camino, quando accendo il camino mi ricordo quando l'ho costruito insieme a mio nonno. Quindi c'è molto altro C'è rispetto a sangue, quello che poi si c'è- vede sui social. Bravo. Ci stanno dei valori. E come hai preso i commenti negativi che ci sono stati in questo Guarda, periodo? su questa cosa ti posso dire la verità, io mi sono ritrovato a farmi viaggio a Mykonos che penso tanti sanno che mi sono speso 44.000 euro. Proprio per sfogo mio, Wow. in 4 qua- giorni. 4 Fatto giorni. una- 11.000 al giorno. No, pure di più, perché poi stavo con altra gente che mi ha offerto quindi roba ti parlo di una vacanza da 140. Ma quando hai incontrato Nusret? E lui mi ha salutato, penso. Mi conosce Perché da già tutto. sapeva. Già sa che divento più forte di lui. Spodesterai Nusret. Certo, ma perché comunque lui fa il lavoro non è che voglio infangalarti, però prendi una carne, la fai costa talmente tanto che ammazzi il mercato. Cioè, ho capito, io c'ho la carne mia che è cioccolata. Tu sei più competitivo. Ma sai, proprio a Milano chiude domani in mattina. Fidati. Però mi vado io un po'. E tu che progetti hai per il futuro? Dove vedi Progetti- Pierino tra 5 anni? Napoli, Mykonos, Dubai, Milano, sicuramente non a Roma. Mm. Sincero. E sono le tue città preferite, per questo le citi. Napoli sì, aprirei domani mattina. Bomba. Se mi trovate un buco con 20 coperti con i tavolini di plastica, togliette di plastica, faccio 100 persone al giorno. Fide, parola mia. Con i prezzi che ho qua. E ti aspettiamo a Napoli, allora. Infatti, te le portano. Guarda. I ragazzi della Salernitana. Ah, wow. Ok, no, aspetta. Forza Napoli, però. No, una cosa troppo strana, guarda. E questa che sciarpa? No, c'era. Ah, no, c'era. La nocerina. Cioè no, sono gli eterni nemici loro, no? E se ci pensi, sono venuti prima quelli della Salernitana e quelli non c'era, però nessuno ha detto niente per far capire. Gli ultras proprio. Pazzesco. Perché Pierino è casa per tutti. Gli Tu tifi ultras. Pierino? Io no, guarda, mi ripeto perché il Covid, se tu ci fai caso nel locale, poi faccio questa cosa. Vai, C'è una televisione. Faccio vedere.
E 50 soldi ci dovrebbe stare una televisione. Col Covid io ho spaccato tutte le divisioni, sia a casa che di sopra, perché la divisione offusca il cervello. Io non seguo nessuno su TikTok, vedo solo il mio. Ah, ok, quindi Perché sei fuori proprio. non usi social se non per social, te. TV. Magari io ti favo il calcio, non vi dico il perché e per come, perché mi c'hanno a fare scontri e basta, sono sincero, non è Ok. né squadre. Però ho visto una cosa, no? Mi pare ha chiuso un'attività, mi pare se morire di fame, mi pare se è dovuto vendere quasi mezzo chilo d'oro e però il calcio ha continuato a giocare. Da là mi ha fatto schifo. Ho capito. Cioè la gente si morire di fame, se ci pensi. E loro hanno continuato a giocare. Mi sbaglio? No. Odio il calcio moderno, non odio il tifo. Ho capito. Ma pure il tifo adesso ormai se ci fai caso hai visto sono usciti tutti i scandali. La maggior parte delle curve che c'è sta. Per intrattenerti che fai se non usi la televisione? Quali sono i tuoi social? hobby? Le passioni La oltre... hobby, oltre il lavoro. Devo diventare famoso in tutto il mondo finché ci divento è quello l'hobby mio. Semplice. Vai. Oh, questa è la prima volta che firmo la maglia, raga. Vai, abbiamo fatto... C'è sempre la prima volta. Raga, sto firmando per la prima volta una maglia. Come ti chiami? Congrezzo. È tutta ciocco. È che non lo sapete. Ma sai che questa è la prima firma mia, magari divento famoso, sai quanto da arrivare. Qui sono gli inflatable. Yeah, of course. C'è pure il lato bambini. È il cagnolino. Qua è per le feste anche, casomai. Lui controlla. No, È l'animatore. No, lui controlla che non vengano rubassi il gonfiabile. Oppure dobbiamo fare una clip. Vediamo. in cui scivola. Ah, perché l'obiettivo mio è anche da intrattenimento da domenica per le famiglie, capito? Certo. Che cazzo pensa ragazzi di nessuno? Tutti odiano. Niente, raga. Se vedete adesso, io che sto figlio e sto rilassato, lo devo sempre alla ragazza che c'ho adesso. Bello. Pensate che è una ragazza, cioè ve lo dico, anche nei brividi, che sta tutte le notti con me dalla mattina alla sera, sta H24. Mi Bellissimo. ha preso a me dopo mi conosce che stavo ancora ubriaco, si può dire. Ci siamo conosciuti così, lei aveva TikTok con penso 70 follower, mi ha scritto un messaggio. Che io credo Direttamente su TikTok. penso io mi sono ritrovato amico, non so, con 44.000 euro, tutto bello. La vacanza più virale che mi sono messo a piangere perché mi sentivo solo. A posto dico che i soldi, ok, però poi li devi sapere anche gestire e divertirti, perché sennò poi li sprechi come ho fatto io a me. Se non è meglio spenderli con la persona che ami oppure spenderli. Io, Certo, questo è un bellissimo messaggio. Sì. io quando sono partito quest'estate non ho fatto come fanno tanti. Io comunque ho fatto partire la vacanza alla famiglia mia, ho ristrutturato un locale e più mi sono andato a divertire. A testa alta, perché poi è stata una vacanza talmente criticata che è andata un po' virale. Cioè penso al periodo mio non so, ho fatto 50 milioni di visualizzazioni. Però quello per te è proprio pubblicità sempre. Ma è stato uno schiaffo morale, perché c'è sta gente che magari 44.000 euro li fanno con 5 anni, l'ho fatti un paio di giorni, però l'ho fatti, capito? Non è che però mi sono sudati, non è che mi hanno regalati. E al Pierino di 5 anni fa cosa diresti? Cambieresti qualcosa? No, tutti gli sbagli che ho fatto nella vita mia mi hanno portato a essere questo. Quindi rifaresti Cioè tutto? magari sbagli su una spesa sbagliata, sbagli su un servizio sbagliato, sbagli su andare a ballare e non svegliarsi magari in orario e non far venire gli errori. Vabbè, le solite tipo Però ti ragazzate. ripeto, se la forza adesso, per me la forza del grande uomo è c'è proprio una grande donna vicino, che non faccio vedere sui social perché Fai bene. Vabbè, purtroppo- certo, la proteggi. purtroppo mi hanno dissato mia madre, mi hanno dissato a lui. Aspetta, Dov'hai? mettite qua, devi parlare pure te. Mi hanno dissato a me. Dove vai? A tua figlia abbiamo mia visto. figlia, a lui, calcola, ci sono state svariate volte che hanno detto negro di merda, portami i piatti, io ho dovuto piare la gente, piare la schiaffi in faccia e mandare alle veglie perché c'è sta pure razzismo. Rispetto, prima di tutto, perché entrano in Purtroppo casa pensano tua. che magari vengono qua da un video su TikTok e noi siamo scemi, ma TikTok è un messaggio, è una cosa divertente che io voglio dare all'attività. Penso Ma proprio che come siamo stiamo l'unico vedendo. locale, penso in Italia, che non usa agenzie di marketing, è tutto fatto da me. Ma proprio come stiamo vedendo Interessante. è assurdo quanto ci sia dietro di cosa non si vede Ok, rispetto ai potete social. sapere la videomaker mia che è mia moglie, cioè, con un iPhone 14 non è che serve chissà che. Infatti lo consiglio a tantissimi che hanno i locali, raga, non è che voglio scrivere agenzie, fate i video da soli, fateli a cazzo dei cane perché funzionano, io sono la prova. Più di tutti i sono sbagliati meglio è.
la gente viene per voi, non viene per... Voi siete venuti per me. Certo. Per la carne, ok, la carne, ti ripeto, io ho mio cugino Fratelli a Basciano, lo nomino perché è il più grande fornitore di carne in Italia e porta pure tanta carne a Napoli, senza che te cito i nomi. Il prodotto ok, ma il prodotto sei te, nella vita. E poi ti ripeto, secondo me, come avevo io, se non c'è una donna vicino, quando c'è soldi, te caschi dopo una settimana. Perché lei magari mi ha fatto come scudo, no? Magari ti distrai dai commenti, dalle cose negative e ti riesci a far sta bene. Quindi Pierino esiste solo grazie a una donna dietro. Senza Bellissimo. te e l'umpa lumpa, perché senza l'umpa. È l'umpa, certo. Parlando dell'umpa, di da quanti anni sono in Italia, parla un attimo. Io tanto... Ve lo lascio un attimo. Vai, vai. Tu come ti chiami? Io ho da Shine. Ok. E quanti anni hai? Io adesso ho 31 anni. 31 anni. E da quanto sei in Italia? Io in Italia adesso 7 anni. Da quanto tempo conosci Pierino? Lui conosce minimum 6 anni conosci io. Da subito, quindi. Sì, sì. Come Perché, ti trovi al lavoro, quindi, con prima Pierino? Fratelli? io ho fatto lì. Perché prima io solo sabato Mm? andare qua. Adesso sempre lavoro qua perché mio fratello è lui. Bello. E ti, Bellissimo. e ti riconoscono per strada. Sì. Tutto conosco. Sì. Sì. E a te piace la sua carne? Come no? Piace. Mangi spesso qua? Sì, perché io solo can mangiare più cane o altro qualcosa non è mangiare, perché io musulmano, hai capito? Musulmano, ok. Grazie mille. Regà, buonasera, oggi ci stanno intervistando Gli amici di Troppo Content. Ciao ragazzi. direttamente da... Napoli. Napoli. Quindi andiamo a finire sulla pagina nostra. Allora. Certo, troppo Andiamo in content. televisione, diventiamo famosi. Con l'uomo tripide. Forza, no? Forza Napoli! È tutta ciocco. Lotta! Sì. Dassi Perino! E se la carne fosse cioccolato, Dassi Perino dove anda? io chi Dassi... so, io chi so? Tu sei Willy Onca! E tu? Io sono Lumpa. È tutta ciocco. Lotta! Raga, Forza Napoli, mo parte l'intervista. Caro Flavietto. Il cioccolato arriverà a Napoli, eccolo qua. Oh, mi raccomando, bene. non la date a nessuno sta ricetta, perché sennò faceva la Ciao cioccolato. Ciao cioccolata!